Ho fatto il giro della casa con il cane, facendo lo spigolo di casa mia, li ho visti là che avevano già alzato la persiana di una delle mie camere, ecco. E quindi li ha messi in fuga. Sì, e allora gli ho detto: "Cosa fate voi qua?" E loro sono spariti. Faccia a faccia con i ladri che dopo aver razziato la casa del fratello stavano cercando di forzare la finestra ed entrare anche nella sua abitazione. Tre uomini vestiti di nero e con il passamontagna si sono dileguati nel buio della campagna. Il racconto di questa residente di via Cavendidò a Villanova di Campo San Piero, una via battuta dai ladri che tra sabato e domenica hanno svaligiato 8 abitazioni, compresa quello del fratello della signora che, tornato a casa, ha fatto l'amara scoperta. Disastro proprio. Cose che non vorrei che capitassero ancora, però vedo che tutti i giorni succedono. I carabinieri fanno il loro lavoro, però dopo la legge premia chi viene per le case. Camere da letto e bagno a stocquadro per rubare pochissimi oggetti e anche di poco valore, solo affettivo. Divelta una cassaforte che serviva solo per custodire i passaporti. La cosa peggiore per Moreno e sua moglie è essere a vedere il disordine e le stanze violate dai ladri. Una sorte purtroppo toccata anche ad altri vicini che abitano nella frazione di Murelle. Questi giorni qua sì, hanno fatto proprio man bassa di diverse case, perché quando sono andato a fare la denuncia dei carabinieri a Pionca ci siamo trovati un gruppetto che ci conoscevamo tutti. Nel fine settimana i ladri hanno razziato anche alcune abitazioni in via 25 aprile, sempre a Villanova di Campo San Piero, usando sempre la stessa tecnica: forano l'infisso di una finestra ed entrano in casa. I residenti sono preoccupati. C'è sempre la paura che ci facciano del male. Ecco, questo qui sicuramente abbiamo questo timore che può essere, noi preghiamo questa gente che vengano a bussarci nelle case, gli diamo qualcosa, ma non che vengano a saccheggiarci come Attila.